È ricoverata al reparto di malattie infettive all'ospedale San Bortolo di Vicenza in quarantena la 23enne di origine nigeriana positiva al Covid-19 è arrivata venerdì al pronto soccorso. Le sue condizioni sono migliorate ma il tampone è sempre positivo. Poche le informazioni fornite ai sanitari se non un documento che attesterebbe una sua residenza a Trento e poi la ragazza si sarebbe chiusa nel silenzio. La giovane, che praticherebbe l'antico mestiere della prostituzione lungo corso San Felice, la direttrice, quella della statale 11 ben nota per le belle di notte, era stata accompagnata all'ospedale da un uomo, quasi sicuramente il protettore, che appena avuto la notizia della positività della ragazza si sarebbe dileguato. L'assessore ai servizi sociali da subito si è messo a disposizione dei sanitari attraverso gli operatori di strada del progetto regionale La Nave, che settimanalmente monitorano le ragazze e la giovane 23enne non risulterebbe tra i volti conosciuti, tanto da pensare che sia arrivata da non molto in città. Ad oggi questa signora non è una persona conosciuta dagli operatori e quindi non sappiamo onestamente chi sia, o meglio quantomeno dove abita e con quali persone è stata in contatto, se vive con qualche altra compagna o amica o amico, e quindi onestamente in questo momento credo che l'autorità sanitaria stia facendo di tutto il possibile per ricostruire quello che è la rete dei rapporti che possa aver avuto. In queste ore è una corsa contro il tempo per ricostruire movimenti, vite e contatti della 23enne. Fondamentale capire da dove arriva effettivamente e con quante persone è venuta in contatto stretto, compresi gli stessi clienti. Capire questa persona se è arrivata da poco in città, se vive in città, perché potrebbe anche essere che non vive in città come invece sembrerebbe dichiarare, e quali sono le persone con le quali sono state messe in contatto. Compito e massimo obiettivo interrompere la catena dei contatti e per questo viene lanciato un invito. Le persone che eventualmente possono essere state in contatto in qualche modo dovrebbero farsi sentire o farsi vive con l'ULSS per cercare appunto di poter evitare di far diffondere questo virus.